Ottava corsa, premio Erving FC, categoria G, 12 al via, 1 Ultimo 3 Andrea Farolfi, 2 Violetta Pisana, Francesco Pettinari, 3 Zenox B, Vincenzo Piscuoglio, 4 Zimmerman, Maurizio Cheli, 5 Shaghi, Antonio Velotti, 6 Toga degli Ulivi, Francesco Virzin, seconda fila 7 Tiffany F, Gianvito D'Ambroso, 8 Vento da Barco, Andrea Bigliardi, 9 Trinidad Sledi, Marco Stefani, 10 Zea, Maurizio Visco, 11 Pericle Tab, Roberto Andreghetti, 12 Rotocat, Nicola Bortolotti. Stacco della macchina, parte piano Shaghi, veloce lungo la corda, ultimo 3, poi Zimmerman e Toga degli Ulivi. Cerca di mettersi secondo Violetta Pisana, vediamo se Maurizio Cheli riuscirà con Zimmerman a prendere la schiena del battistrada, così è, quindi ultimo 3 al comando, subito stappato da Andrea Farolfi, Zimmerman secondo davanti a Violetta Pisana, poi Toga degli Ulivi, mentre è un breve errore per Zea. Quinta la corda, vediamo Tiffany F a precedere Vento da Barco. Mentre di fuori scoperto Shaghi, 29-3 i primi 400 metri per ultimo 3 Andrea Farolfi. Seconda posizione per Zimmerman su Violetta Pisana. Poi vediamo, a largo ci sembra Zenox B. Tanto 600 in 45,7, siamo al passaggio del tribuni, in controllo ultimo 3 davanti a Zimmerman, poi terza la corda il numero 2 di Violetta Pisana, quello scoperto è Shaghi con in schiena Pericle Tab, a sua volta pedinato da Zenox B. Tanto Violetta Pisana è terza la corda, fatica un po' a tenere il ritmo dei primi due con il figlio di Classic Photo che conduce sempre in controllo su Zimmerman, arriva al chilometro in 1.16.4, di fuori Shaghi, pedinato da Pericle Tab, terza la corda Violetta Pisana che si è un po' ripresa su Toga degli Ulivi, ma ultimo 3 sembra andare per proprio conto, Zimmerman ha un paio di lunghezze, retta di là passata in 14.1, vuol scavare un solco incolmabile, Andrea Farolfi con gli avversari, Zimmerman cerca di riorganizzarsi e cercare di prendere la scia, ma ancora un paio di lunghezze di svantaggio, poi Violetta Pisana davanti a Vento da Barco, ultima curva passata in 14.6, retta d'arrivo, ultimo 3 viene sollecitato da Andrea Farolfi, ma ancora netto vantaggio, Zimmerman finisce in spinta ma può essere soltanto secondo, al terzo Violetta Pisana su Toga degli Ulivi e Tiffany F che coglie il quinto posto, 1.14.9 la media al chilometro, 14.8 la retta d'arrivo per ultimo 3 il doppio di Andrea Farolfi, il training stavolta di Christian Rizzo, la scuderia Fast Horse di Antonio Russo, il figlio di Classic Photo, tiene fede al pronostico e viene a vincere nettamente, lo rivediamo in addirittura